Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati dal Pala Gino Cesaroni di Genzano. Il saluto vi arriva da parte di Mattia Esposito, atto numero 21 della Serie A Quinto, e al Pala Cesaroni si sfidano Eco City Genzano ed L84, 3 punti importanti in palio. È lì ad aspettare l'Eco City che non sta alzando la linea di pressione, quasi volendo concedere questo giro palla all'altezza della metà campo alla L84. Occhio qui al buco di Barichello che apre la strada a Liberti, conclusione potente centrale in 2 tempi. Mammarella si scusa Barichello che è stato anche un pochino sfortunato. Cuzzolino apre per Osico, può sfidare in 1 contro 1 Barichello, in buca dentro per De Oliveira, di ritorno per Osico, non era male questa combinazione sull'asse De Oliveira-Osico. Occhio qui a Cuzzolino che prova a rientrare sul destro, calcia Cuzzolino, Mammarella 2 volte. Tuli in buca dentro per Osico che la gira in porta, un lampo della L84, 13 minuti 15 secondi, grande schema su rimessa laterale, ma grandissimo gol di Osico. Barichello, siamo già dall'altra parte del campo, conclusione di Barichello. L'imbucata dentro per Salas che spalle alla porta, aspetta il rimorchio di Cuzzolino che arriva, calcio di punta, trovato una deviazione Leandro Cuzzolino, calcio d'angolo con il pallone imbucato dentro per Salas che ha provato a tuffarsi di testa. Micheletto va dentro da Brunelli, Ricci arriva sul pallone, prova ad andarsene, bella giocata di Ricci che poi calcia in diagonale. Ci ha provato il numero 44 e poi Barichello prova a sprintare a tutta velocità su Cuzzolino, grandissimo gol di Mateus Barichello, 1 minuto 49 secondi, il cost to cost di Mateus Barichello e il pallone sul secondo palo per l'1-1. Gol che ha rimesso in partita anche il pubblico della Pala Cesaroni. Occhio qui a Micheletto che calcia, conclusione deviata, calcio d'angolo, applausi dalle tribune. E allora L84 che ragiona con Liberti, Tuli, la finta a saltare Ricci, pallone dentro per Maxi Rescia che ha provato con l'esterno ad indirizzare in porta, super occasione per il 2-1 della L84. Ricci prova a scambiare proprio con Micheletto, poi il pallone è buono per Barichello, arriva Brunelli, porta il pallone, calcia Brunelli e colpisce il palo, ha visto sbucare all'ultimo secondo il pallone Caiche. Il pallone dopo il rimpallo buono ancora per Julio De Oliveira che si appoggia su Siqueira, brutto il tocco, apre il campo a Brunelli, 1 contro 1 su Caiche e stavolta Brunelli non perdona, errore di Siqueira, contropiede di Brunelli, 18 minuti 46 secondi, ha ribaltato la partita l'Eco City con il gol di Leonardo Brunelli, 2-1. E Brunelli si incarica di battere la rimessa laterale. Micheletto, il break, prende la linea di fondo, va dentro da Barichello che prova un colpo con il tacco, poi grandissime proteste del pubblico e della panchina per un tocco di braccio e poi fallo speso da Brunelli che si prende anche il cartellino giallo, episodio molto dubbio. Vediamo se avremo a disposizione un replay che ci chiarirà l'accaduto. Eccolo Micheletto, il colpo di tacco. Sicuramente c'è un po' di braccio nel tocco. Occhio qui a Rescia, l'uscita di Mammarella, il pallone è buono per Osico che la infila in porta per il gol del 2-2. La impatta la L84, aveva provato a metterci una pezza Mammarella ma sul rimpallo il pallone è rimasto buono per Maxi Rescia, assistenza per Osico, doppietta del numero 10. 2-2, tutto di nuovo in equilibrio. Ricci prova ad andarsene, il break centrale, ancora Ricci, prova ad andare col mancino, gran bella giocata di Ricci qui nella divisione calcio 5. Siqueira, pallone per Liberti che lo tiene vivo per Salas e da terra Taborda riesce ad evitare il gol del 3-2, grandissima giocata difensiva di Pablo Taborda. Giro palla Eco City con l'L84 che è lì, Ricci ancora il break centrale, difende il pallone, la sterzata di Ricci che la lascia lì per Brunelli, poi arriva Caiche a salvare ma aveva fatto un'altra giocatona Ricci. La L84 aveva provato la giocata in banda, Francesco Liberti che gli era anche parzialmente riuscita, intanto Barichello apre il destro, trova ancora Caiche. Mamma mia Barichello, Ricci 1 contro 1, si porta il pallone sul sinistro e calcia
È una super parata di Caiche sulla giocata di Ricci. Tuli, De Oliveira calcia, il pallone è buono per Cuzzolino che spacca il palo ad 1 centimetro, davvero. Occhio qui a Barrichello che calcia, Caiche non arriva. L'invenzione di Mateus Barrichello dopo il palo di Cuzzolino ad 1 minuto e 18 secondi dalla fine. La firma di Mateus Barrichello per un clamoroso 3-2. Cuzzolino prova a servire Osico che calcia sul primo palo, non ce la fa Mammarella a respingere la conclusione di Osico, tripletta del numero 10. Termina 3-3 tra Eco City e L84, una bellissima partita